Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo su Track Simulator Fioi e dobbiamo portare gomme da masticare da Parigi a Nantes, ragazzi, sì, gomme da masticare, pazzesco, andiamo raga. 544 km per portare delle gomme da masticare, Fioi. Veramente un po' curiosa la cosa, però... Ecco, cominciamo subito bene. Ho già preso la curva troppo stretta. Ok. E andiamo ragazzi. Portiamo ste gomme da masticare a Nantes. Di questo Viva la France, DLC spettacolare di Euro Truck Simulator 2. Ok. Facciamo la rotonda. Perfetto. Dai, vecchio su. Sto Renault veramente è una pippa di camion. Però va bene, dai. Accettiamolo con amore. C'è tutta sta roba per come da masticare. Quanto ce ne sono? Tipo 2000, cacchio. Sono le 4:17 della mattina. C'è poca gente in giro, per fortuna possiamo tirare a cannone. Guarda, di là c'è l'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Certo che partire con il video già con, con il vaneggio vabbè, insomma, solito come, non si smentisce mai il comandone. Dai, tira Renault, mamma mia che camion. Mi manca lo Scania bello cattivo. Questo rumore è una roba inaccettabile, mamma mia che domaroni. Ok, noi andiamo dritti. Direzione Remy, Dijon e Lione. Dai vecchio, su adesso devi cominciare a pompare però, eh. Adesso il porco deve pompare. Dai, stavo guardando il telefonino, per poco andavo anche a sbattere. Molto bene. Ai ai ai, come siamo messi a carburante? Vabbè, carburante ne abbiamo per 1029 km, ok. Carburante c'è. Mamma mia, le strade sono deserte, fioi, mamma mia. Ok, quando prendiamo i 115
Già comincio a stare un po' più tranquilla. Dai, vecchio, su, guarda che bello qua. È molto vario lo scenario, cioè hai molte cose diverse, anche in autostrada. Vedi comunque le differenze. Questo era molto importante. Adesso devo andare per... Oh, Parigi c'era per tutto, ragazzi. Nose Pasturga, che cazzo? Vabbè, insomma, qualcosa c'è scritto. Mamma mia che sorpasso azzardato. È andata bene, ragazzi. Le è andata bene. Ci stiamo sparando tutta la Francia in questo momento. E dopo andiamo in Scandinavia, piano piano chiaramente, perché siamo un po' lontani. Guarda che bello anche qua. Strada molto alberata, vai come sorpassi. Mamma mia, sorpassi arroganti, signori, mamma mia. Vai come, vai come, vai come. Oh. Sta pitturando il cume. Siamo ai 130, ragazzi, siamo 20 sopra. Devo rallentare, se la vado in bocca a questo. Ok. Molto bene. Dai che stiamo... A parte l'errore iniziale non stiamo andando malissimo. Ecco in salita però quando è lento, mamma mia ragazzi, mi viene da piangere, mi viene da piangere. Ok. Dai vecchio su. Sto pullman cosa fa? Si fa i vaneggi da solo? No, ok, siamo al casello. Sono le 6 ormai di mattina, fra un po' insomma ci sarà anche il sole perché c'è ancora un'alba un po' fiappa. Ok. Dai, muovite però, vecchio. Dai, vai su, vai su, vai. Bravissima. Dai, che stiamo Mamma mia che rischio, mamma quanto ho rischiato, Fei. Ho rischiato l'incidentone pesantissimo. Ok, vai, 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 sorpassa tutti, come. Guarda che bella zona anche qua. Siamo a 105 km da Nantes. Un buon cume, signori, un buon cume. Che sta tirando sto Renault ai massimi storici, fioi. Ma qua siamo in galleria, attenzione. Qua non siamo propriamente in... Questa è una zona, insomma, con un po' di curve. Fate passare, arriva il cume! Dai, 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 dai. Guarda, sta smart di merda. Con tutto il rispetto, eh. Adesso mi frena in bocca magari, sarebbe bellissimo. Vai, sorpasso sulla destra. Sorpasso inaccettabile, ma lo faccio lo stesso, e vaffanculo. No, mi risorpassa, non ci credo. Non è una Smart, è una Mini Cooper. Cazzo, mi ha dato via il culo proprio, eh. Ticca miseria. Complimenti, che se ne sta andando proprio una Ferrari, Ferrarina.
Boh. Ok. Facciamo anche togliere le luci. 99 km, signori, 99. E portiamo ste gomme da masticare. Che poi ho letto giusto? Gomme da masticare. Boh. Così. Oh, sonno il coglione. $80 km. Oh, sono il casello, sempre una natura di cazzi. Vediamo se becchiamo il telecaz. Vediamo se becchiamo il telecaz. Aspetta un attimo. Dov'è il telecaz? È qua? No, non ci passo neanche qua. No, ma puttana troia. Eccolo qua. I vaneggi cumendiani. Ecco, mai fare queste cose, ragazzi, in autostrada. Ah, e là il telecaz. Quello è riservato per quelli piccoli. Meno di 2 metri. Ok, ok, ho capito. Bisogna avere la macchina, avere la patente. Ti dà questi problemi. 124 euro, che sparo. Però ormai ci siamo, dai. Ai ai ai. Oh, comunque è 1200 km già anche sto camion, nel senso... Bene, bene. Ah. 400 metri, Ren. Ah, ok, Ren è sulla destra, devo andare a Brest, Nantes. Siamo stanchi, però ci dobbiamo riposare dopo. Non siamo quasi arrivati. Dai, passa, passa, coglione, vai, bravo. Passa, anche tu, passa però. Ok. 400 metri uscita per Nantes. Occhio, qua sta... Chiude gli occhi qua il porco. Facciamo una bella girata. E andiamo a Nantes. La Veneziana dei trasporti sta girando il mondo, Quanti viaggi per la Veneziana dei trasporti? Più in Europa che in America, perché American Truck è bellissimo, ma il problema è che esplora 3 stati, cioè, non sa. Cioè, un po', diciamo, da questo punto di vista è un po' limitato, purtroppo. Sono troppo lenti a far uscire i DLC. Ok, dai che ci siamo. 200 metri uscita per Nantes. Sì, sono stanco, lo so. Però Nantes è di là, qua è proprio zona industriale, allora. Nantes esplorata. Sì, sì, questa è zona industriale. Uh, Mamma mia quanto ho rischiato. Siamo a Nantes. Ok.
Ok, qua Mercedes. Perfetto, concessionario Mercedes. E noi siamo arrivati. Ok. Che bello. Questo è un parcheggio facile, meno male. Yes. Very compliment, come very compliment. Ok. Molto... Oh, livello 5, perfetto. Lungo raggio, perfetto. Buono raga, sotto il commentone veneziano, tappa tranquilla, a parte l'inizio, e voilà, vediamo la prossima, ce la spariamo insieme. Ora lavoro autonomo, siamo a Nantes, Montpellier, no, Southampton, Manchester, Tolosa, queste le ho già viste però. Cardiff, Toulouse, Reims, Clermont, Le Havre, una vicino, cazzo. Ah, Brest. Sì, sì, ci spariamo a Brest e portiamo Camini. Ok, raga, sotto il commentare veneziano. Ciao!